Allora, un caro saluto a tutti e tutte, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Oggi il tema è quello dei cambiamenti climatici ed è un tema fondamentale, molto attuale. Proprio in questi giorni, in questo momento, si sta svolgendo la COP29, la conferenza sui cambiamenti climatici a Baku, e per cui è molto significativo oggi poter accogliere e far conoscere diciamo una buona pratica che si sta diffondendo sempre di più nella nostra regione, una buona pratica internazionale che vede sempre più persone interessate ad approfondire i temi dei cambiamenti climatici. E inoltre l'attualità anche vuole che quest'anno sia stata approvata al Parlamento europeo proprio una legge che vuole tutelare la natura, la Nature Restoration Law, che prevede appunto il ripristino delle aree naturali entro almeno il 20% delle aree naturali entro il 2030, e il tema dei cambiamenti climatici è molto attuale anche e purtroppo nella nostra regione per la varietà del territorio, per l'importanza anche delle risorse naturali, soprattutto l'acqua, e per l'emergenza, anche questo è un tema molto ma molto attuale, perché proprio il 3 dicembre verrà presentato il report sul consumo di suolo da parte dell'ISPRA, e sappiamo che la nostra regione purtroppo non è messa bene nella classifica del consumo di suolo, perché si contende con la regione Lombardia proprio sempre la prima posizione. Per cui è sempre più urgente e proprio prendendo proprio in parola l'ultima dichiarazione proprio in merito alla COP29 del nostro Premier Giorgia Meloni, che dice: non bisogna avere un approccio ideologico, ma avere un approccio pragmatico, concreto. Ecco, questo noi ce l'abbiamo, e anche l'esperienza che verrà raccontata oggi lo dimostra, perché bisogna partire proprio dalla formazione, soprattutto delle nuove generazioni, ma poi anche dei territori, per arrivare al mondo della scuola, arrivare alle amministrazioni a tutti i livelli, per fare informazione e formazione su questo tema. E questo si può fare anche con esperienze dirette proprio sul campo, ma soprattutto basandosi su dati scientifici. Questa è la cosa importante, per cui il pragmatismo deriva dal fatto che si parte da dati scientifici, ma nello stesso tempo si fa anche attività di aggregazioni sociali, di confronto, che sviluppino il più possibile l'intelligenza collettiva. Per questo presento i nostri ospiti di oggi, la dottoressa Francine Reuter e il dottor Marco Zen, che ci presenteranno questa innovativa, originale ed efficace buona pratica. Grazie. Anche noi salutiamo gli spettatori a casa e il pubblico qui presente. Ringraziamo il Consiglio regionale del Veneto per invitarci, in particolar modo il consigliere Renzo Masolo, e ci presentiamo brevemente. Io sono Marco Zen, di formazione in economia, e sono facilitatore dell'Affresco del Clima, questo strumento che vi presenteremo a breve. Buongiorno a tutti, sono Francine Reuter, di formazione biologa, e sono qui come facilitatrice dell'Affresco del Clima e coordinatore locale per il Nord-Est Italia. Dunque, noi vi presentiamo uno strumento che chiameremo Workshop dell'Affresco del Clima, e che la nostra associazione ha creato attraverso un percorso di contatto con l'IPCC, attraverso una paleoclimatologa che è stata presidente dell'IPCC, copresidente dell'IPCC gruppo 1 fino al 2023, e Cédric Ringenbach, che ha proprio creato lo strumento. Vedremo come questo strumento è utile in questo momento. Perché parliamo del clima? Perché siamo arrivati a una svolta dell'umanità
lo vedremo e lo vediamo tutti i giorni. Dobbiamo prendere delle decisioni trasformative per cercare di risparmiare la vita sul pianeta che abbiamo innescato con le nostre attività umane già una sesta estensione di massa della biodiversità e dunque è utile. Ecco, l'argomento che tratta l'affresco del clima è un argomento molto complesso. I cambiamenti climatici non sono facili da spiegare, è un argomento anche divisivo. Vediamo nell'etere, nei social, in internet e in generale tante notizie false, e quindi è importante appunto contrastare questa deriva con notizie scientifiche, e quindi è un argomento anche di forte attualità e di urgenza. E diciamo che, come diceva giustamente il consigliere Masolo, questo problema non è un problema solo globale, è un problema anche molto locale. Tra le varie conseguenze dei cambiamenti climatici che già vediamo anche nel nostro territorio, ne possiamo citare solo alcune, e sono veramente solo alcune delle tantissime conseguenze dei cambiamenti climatici, come per esempio in ogni estate, con le ondate di calore sempre più frequenti e intense, abbiamo isole di calore, proprio per la cementificazione di cui noi siamo veramente nei primati delle classifiche per quanto riguarda l'ambiente urbano. Se poi andiamo a considerare gli ambienti litoranei e rurali, vediamo come abbiamo periodi di forte siccità che appunto mettono in grave condizione l'agricoltura, ma anche susseguiti da periodi di forti piogge che si concentrano in pochi giorni, la quantità di acqua che normalmente verrebbe in un anno, e quindi esondazioni ma anche sommersioni del litorale così prezioso che abbiamo appunto con la laguna di Venezia, fino ad arrivare anche a delle conseguenze molto pratiche a livello economico e a livello turistico. Siamo la prima regione in Italia per turismo, e il turismo invernale è una risorsa molto importante. Vediamo come l'innevamento artificiale debba sopperire alla mancanza di neve naturale. Questo a scapito delle risorse naturali per l'agricoltura e per anche le necessità di noi umani. Bene, ci sono tutte cose di attualità, però noi questo strumento adesso ve lo presentiamo. Come mai presentiamo questo strumento? Abbiamo uno strumento che non è un report scientifico da leggere con dei concetti qualche volta difficili da comprendere perché non fa parte delle nostre competenze. Non abbiamo uno strumento che propone delle conferenze di specialisti e dunque un apprendimento passivo davanti a una persona che ne sa molto di più di noi. Abbiamo uno strumento che è di collaborazione, dunque le persone che partecipano all'affresco, a un workshop dell'affresco del clima, avranno un traguardo da raggiungere, che è l'intelligenza collettiva. In effetti si crea attraverso la riunione del gruppo attorno al tavolo in cui si propone questo workshop, la collaborazione tra gli individui che sono là e che devono mettere al servizio degli altri le loro competenze, la loro intelligenza.
Poi questa collaborazione evidentemente si pone su argomenti scientifici importanti e che abbiamo visto che sono definiti dall'IPCC. È dunque una presa di responsabilità del lavoro pratico che si fa attraverso questo workshop e che diventa per forza trasformativo. In più, il vantaggio fondamentale anche di questo strumento è che è proprio semplice da organizzare. Ecco, gli ingredienti appunto sono 4, quindi una ricetta molto semplice, però per raggiungere risultati molto ambiziosi. Beh, innanzitutto abbiamo bisogno dei partecipanti, un numero che può essere infinito, anzi lo speriamo sempre di più, che però devono essere organizzati in tavoli di lavoro che non devono superare le 7 persone. E perché? Perché proprio grazie al piccolo gruppo si crea questa intelligenza collettiva che è proprio il fulcro delle soluzioni che poi generano. Il tempo è necessario, 3 ore e mezza di workshop sembrano tante, però se consideriamo che condensano tutta la conoscenza scientifica dei rapporti dell'IPCC, e stiamo parlando di rapporti che sono dei tomi di migliaia e migliaia di pagine, sicuramente 3 ore e mezza sono un tempo molto ben investito. Le carte sono il fulcro della parte, diciamo, della diagnostica, la chiamiamo, della situazione. 42 carte che rappresentano tutti gli elementi dei cambiamenti climatici, quindi un problema molto complesso che appunto deve essere appunto capito dai partecipanti. E in più abbiamo ovviamente dei facilitatori come me e Francine che aiutano lo svolgimento del workshop, quindi delle persone che facilitano la comprensione e non che spiegano alle persone che partecipano al workshop i contenuti dello stesso. Allora, lo svolgimento ve lo illustriamo in 4 tappe di questo workshop. Noi lo chiamiamo all'interno dell'associazione il percorso testa, cuore, gambe, e ve lo spiego con questi 4 punti. Dunque, il primo punto è comprendere. È la base di tutto, è comprendere le sfide ed è mentale e, come abbiamo detto, tutte le carte comportano le informazioni necessarie, ma fa anche appello all'intelligenza collettiva dei partecipanti. Questo ha una durata abbastanza importante. Poi dopo questo ci sono vari strumenti che permettono di fissare le conoscenze, perché noi abbiamo più intelligenze e dunque ci sono nella diversità delle persone che partecipano al gruppo, ci saranno delle persone più mentali, delle persone più artistiche, e dunque proponiamo anche che questa opera che stanno svolgendo diventi proprio un'opera artistica, un affresco che fanno insieme e che disegnano e che addobbano, ci danno un titolo, e poi permette di fissare le conoscenze facendo anche una sintesi del percorso appena svolto. Dopodiché, con la visibilità della complessità sistemica che hanno davanti agli occhi delle conseguenze delle nostre attività sull'umanità, sulla vita del pianeta, ovviamente scatena questa visibilità delle emozioni interne che spesso e volentieri noi tendiamo a non prendere in conto, ma che sono importantissimi per lo svolgimento di un attivarsi,
perché emozione, lo dice anche semplicemente la parola, porta al movimento. Noi sappiamo bene che se guardiamo nel passato della nostra vita, sono sempre le emozioni che ci hanno portato a delle azioni importanti nella nostra vita. Allora, con tutto il rispetto dei partecipanti, cerchiamo di farli fare un'introspezione e di condividerla in gruppo di 2 oppure nel gruppo del tavolo, se si conoscono. Questo porta poi effettivamente all'ultima parte del workshop, che è la parte la più, diciamo, motivante, perché andiamo verso delle piste di azione, andiamo a esplorare delle soluzioni con dei pubblici, a secondo del pubblico andiamo a dare, il facilitatore o la facilitatrice dà degli ordini di grandezza che permettono alle persone di trovare di esplorare delle piste di azione di individuale oppure percorso nel governare, oppure percorso nelle imprese, oppure percorsi scolastici anche di dopo affresco. Dunque tutto questo viene fatto in 3 ore e 30 e di solito i partecipanti ripartono con dei dati in cui loro si sentono capaci di agire, di mettere in pratica. Qual è il profilo di un partecipante? Beh, dei più disparati. Possiamo appunto essere neofiti, quindi dei principianti che non conoscono assolutamente niente o poco, o forse magari anche notizie false, perché ne girano tantissime sui cambiamenti climatici, e quindi uno strumento che consente di decostruire certe verità che ci siamo fatti. Ma si può arrivare fino anche a partecipanti che si dichiarano molto esperti all'inizio del workshop. Sia io che Francine abbiamo questa esperienza condivisa per la quale tanti partecipanti che si sono appunto dichiarati molto esperti alla fine del workshop sono venuti da noi e ci hanno detto oh, grazie, perché alla fine abbiamo scoperto nuove cose sui cambiamenti climatici. Quindi sicuramente questa varietà di profili consente all'intelligenza collettiva che si crea nel gruppo di trovare anche soluzioni molto innovative che fanno pensare fuori dagli schemi. Ecco, l'affresco del clima, a seconda delle organizzazioni in cui viene proposto, si prefigge determinati obiettivi. Beh, l'obiettivo fondamentale, come abbiamo già detto, è proprio quello di informare le persone e sensibilizzare a questo tema così importante e così urgente. Ma poi a seconda delle organizzazioni possiamo avere anche degli obiettivi secondari, per esempio il team building, che è così fondamentale per il funzionamento delle aziende, ma anche di diciamo, organizzazioni diverse. In più abbiamo anche la possibilità di creare un team di medio e lungo termine proprio per la risoluzione di certe tematiche legate alla sostenibilità dell'organizzazione, fino ad arrivare anche a individuare persone più diciamo che si espongono di più, che arrivano ad essere definite come l'ambasciatore o l'ambasciatrice del clima all'interno dell'organizzazione, fino ad arrivare appunto a ottemperare a degli obblighi di legge sempre più costanti per le organizzazioni, che riguardano la responsabilità sociale di impresa, il bilancio della sostenibilità, cose che effettivamente aiutano le organizzazioni ad essere meno impattanti per il clima e per l'ambiente. In quali contesti? Dunque Marco ha ben spiegato che per la responsabilità sociale d'impresa funziona molto bene con le aziende e possono fare sia una formazione
prendendo come base del percorso la comprensione che porta l'affresco del clima e dunque una comprensione livellata per tutti i dipendenti o per tutti i funzionari, a secondo di dove lo facciamo, per tutti gli allievi. E questo fa parte eventualmente di un percorso di formazione. Si può anche fare una tantum, nel senso di proporlo proprio per fare un'opera di team building. Si può anche fare tra i vari settori dell'impresa, in modo di mettere insieme dei dipendenti che magari si conoscono poco, hanno poca comunicazione nel corso della loro vita lavorativa. Poi ci sono anche, ovviamente, se l'azienda ha già lo strumento nel suo bagaglio di formazione, si può fare per i nuovi dipendenti che arrivano in azienda. Le cifre, i numeri. Allora, a livello mondiale noi abbiamo già affrescato 1.900.000 persone, di cui più o meno 1.500.000 fanno parte di una collettività che può essere professionale, pubblica oppure di tipo educativa. Sono 86.000 facilitatori formati alla facilitazione del workshop e l'affresco ha raggiunto 166 paesi in questo momento. Ecco, un ulteriore dettaglio per quanto riguarda i partecipanti. Vediamo come la maggioranza sia stata raggiunta in ambienti professionali, quindi all'interno di imprese, ma anche a livello educativo, in università, in scuole superiori e anche di livello più inferiore. Poi abbiamo un altro quarto di questi partecipanti che riguardano persone raggiunte da associazioni piuttosto che anche nell'amministrazione pubblica. Quindi vediamo come appunto ci siano ampi margini di crescita in certi ambiti della società. Se poi vediamo i numeri in Italia, vediamo che partecipanti agli affreschi del clima ad oggi sono circa 10.000. Quindi rispetto ai numeri globali ancora c'è molta strada che possiamo fare all'interno del nostro paese e vediamo i dati che sono in crescita e ci aspettiamo una crescita esponenziale nei prossimi anni. Ce lo auguriamo molto perché c'è proprio bisogno di questo tipo di informazione. Come vediamo nel grafico a torta sotto, vediamo come appunto anche qui le aziende facciano la parte da leone. Aziende tra l'altro che di solito sono di stampo multinazionale, che magari hanno la sede in Francia, dove tutto è nato, e dove le aziende sono anche più avanti nel percorso della formazione sui cambiamenti climatici e più in generale sulla sostenibilità ecologica. Qua vediamo qualche azienda importante che nella parte superiore che hanno tra i loro strumenti di formazione hanno adottato l'affresco del clima. C'è la Saint-Gobain, c'è la Michelin. È bello perché sentendo parlare i facilitatori che fanno ormai parte di queste squadre di dipendenti che propongono a tutto spiano il laboratorio tra i dipendenti, si sentono molto motivati e non solo appartengono il servizio di responsabilità sociale d'impresa, ma sono dipendenti qualunque che fanno proprio di ambasciatore, come vi abbiamo mostrato, all'interno dell'azienda. Poi abbiamo nel riquadro inferiore abbiamo tutti degli organismi
che sono francesi e che hanno fatto l'affresco del clima all'interno della funzione pubblica. C'è l'ADEME, per esempio, che è l'agenzia di responsabilità dell'ambiente e dell'energia clima a livello nazionale francese e che è diventato anche l'agenzia della transizione ecologica. E poi c'è il CNRS, che è un organismo di ricerca scientifica. Abbiamo altri, c'è il Senato, e per esempio c'è stata l'esperienza della Convenzione cittadina, che si è vista come prima base per fare la loro formazione a questi cittadini, fare un affresco del clima a tappeto. E infine abbiamo il Ministero della Funzione Pubblica francese, che per aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici ha proprio indotto all'inizio di quest'anno una formazione obbligatoria per i 25.000 alti dirigenti della funzione statale, e l'inizio di questo percorso, che si fa in 5 tappe, è proprio un laboratorio dell'affresco del clima, con i seguenti obiettivi: affrontare correttamente i limiti fisici delle risorse naturali, prendere coscienza del cambiamento climatico a tutti i livelli e delle sue conseguenze, e comprendere l'importanza della biodiversità nel funzionamento dell'ecosistema terrestre. Ecco, abbiamo visto come questo strumento sia accreditato presso tante istituzioni pubbliche, ma anche aziendali, come pure nell'ambito educativo. Quindi uno strumento autorevole, scientifico, che noi appunto anche in questa sede vogliamo promuovere per andare verso la mission di questa nostra associazione, che vogliamo leggere insieme: accelerare la comprensione delle questioni climatiche a livello globale per contribuire ad innescare il più presto possibile i cambiamenti necessari per preservare la vita sul nostro pianeta. Vorrei dire anche qualcosa come facilitatrice. Ecco, questa condizione di andare verso la gente e formare e farli comprendere e permettergli di prendere un cammino verso l'azione motiva moltissimo i facilitatori, che si fanno in rete e che fanno anche volontariamente, gratuitamente, questo laboratorio in certi ambiti, e invece in altri ambiti ci sono diversi tipi di contratti e dunque possono diventare facilitatori di professione anche. Bene, noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete concesso e vi auguriamo buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.